Per i danni del maltempo il Veneto chiede a Roma 500 milioni di euro, ma il premier Enrico Letta ha già detto al governatore Luca Zaia che tutti quei quattrini lo Stato non li ha, non ora, chissà quando, ma per la regione la partita del non ci sono soldi non esiste e non è chiusa, anzi la sfida con Palazzo Chigi è talmente aperta che Palazzo Balbi minaccia di giocarla entrando a piedi uniti sull'unica leva a cui lo Stato sarebbe davvero sensibile, quella erariale. Torna dunque l'idea dello sciopero fiscale, per cui almeno una parte dei 21 miliardi di euro versati ogni anno dai veneti resterebbe sul territorio a ristoro dei danneggiamenti causati dall'alluvione. Nel 2010 avevano detto al governo allora Berlusconi che se non ci fossero state delle risorse adeguate, e poi ci sono stati 300 milioni di euro, avremmo smesso di pagare le tasse. E direi che è sempre valida la proposta, no? Vogliamo i soldi, i nostri soldi. Una provocazione per l'esecutivo che invita a mantenere la calma. Penso che tutti i parlamentari veneti e anche tutte le autorità venete devono fare fronte comune e non invece dividersi su a chi la dice più grossa. Intanto però la proposta suscita consensi fra gli amministratori. Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, rilancia: tratteniamoci 1 miliardo dalle tasse, non possiamo andare con il cappello in mano a elemosinare risorse da uno Stato che non ne ha più, come evidenziato dalla risposta del Presidente del Consiglio. Per noi resta comunque interlocutoria, presenteremo il conto e dopodiché sui numeri, sui dati concreti vedremo se il governo c'è oppure non c'è. Ma il governo vuole esserci. Personalmente penso che la strada migliore sia quella già avviata lo scorso anno, e c'è l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità.